4 anni fa sono stato negli Stati Uniti d'America per trovare dei parenti, come al solito, diciamo, e una delle prime cose che ho notato è certamente la frenesia della città americana, ecco, che colpisce un italiano, poi un italiano del sud come me. E naturalmente vedevo appunto questa massa di gente che si accalcava anche per le strade, nonché nei bar, eccetera, nei luoghi di ristoro. E naturalmente non potevo non pensare in quel momento a colui che meglio di chiunque altro, almeno secondo me, ha cantato, diciamo così, l'America in pittura. Si tratta di Edward Hopper ed è proprio di lui di cui vorrei parlarvi oggi in questo video. L'elemento fondamentale della sua poetica è proprio quello che in un certo qual modo mi colpì durante quel viaggio, cioè il sentimento del tempo all'interno della visione della città americana, cioè il contrasto che a volte ci può essere tra appunto i ritmi della città, quasi come se fosse un organismo a sé stante, i ritmi frenetici, e d'altra parte il tempo del soggetto, di alcuni soggetti che sembrano vivere in un tempo fuori dal tempo, in un tempo fuori dal contesto, quello che può essere il tempo della malinconia, il tempo della memoria, in un certo senso il tempo sospeso. Ed è proprio il tempo sospeso che Hopper rappresenta, secondo me, in un modo magistrale. A parte le influenze che ci sono sulla pittura di Hopper, le influenze metafisiche, quindi ancora una volta il nostro Giorgio De Chirico, le influenze del cosiddetto realismo americano, ma Hopper si distacca, potremmo dire, da tutto ciò andando a dar vita a un suo personalissimo racconto appunto del rapporto tra l'uomo e la città. Ed è la lettura della città che è davvero straordinaria in Hopper ed è interessante da mettere a confronto con altre letture pur importanti della città. Ad esempio la città baudelairiana era in fondo, la città di Baudelaire era Parigi, ma la città in Baudelaire in fondo, nonostante il grande poeta ne mettesse in risalto anche gli aspetti potremmo dire contraddittori, sostanzialmente la città in Baudelaire era una grande festa, un grande gioco pirotecnico di luci, di colori, di suoni, di rumori, una lettura decadentista, ecco, e un po' anche spettacolare, sensista della città. La città futurista era invece la città che sale di Boccioni, era insomma la città per i futuristi era un laboratorio tecnico, tecnologico e anche un grande spettacolo della volontà di potenza dell'uomo che vuole dominare la realtà e anche il tempo, accelerando al massimo verso il futuro. Nel caso di Hopper invece la città è un luogo non luogo e in particolare il tempo della città è molto interessante, gli dà vita veramente a un cronotipo particolarissimo della città, per cui vi sono alcuni soggetti che vivono in un tempo personale, in un tempo che è appunto distaccato da quello del luogo, o addirittura la loro particolare dimensione temporale, malinconica e sospesa, finisce per estendersi in un certo qual modo all'intero spazio. Quindi lo spazio della città in Hopper diventa davvero un correlativo oggettivo, una espressione, potremmo dire, del tempo malinconico dell'individuo. E questa lezione sul tempo e sullo spazio è, secondo me, davvero costituisce l'eredità più importante che ci ha lasciato questo grande pittore americano. Dunque per oggi il video si conclude qui, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche sulla pagina Facebook Giuseppe Alletto Italian Artist, ma soprattutto ricordate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.